settimana di San Calogero, la chiesa di San Calogero è chiusa. Sentiamo una riflessione dell'avvocato Quattrocchi proprio per ricordare come San Calogero anche in un'altra occasione non fu festeggiato. Il Covid giustifica che non ci sia la processione, si eviti la processione perché la calca e tutto il resto potrebbe generare evidentemente contatti e possibilità di rischi di infezione, ma chiudere la chiesa no, la gente deve poter avere, anzi in un momento come questo di calamità, per cui è più facile poter come dire, ricorrere alla preghiera, alla fede, alla fiducia nel santo. In questo momento la chiesa dovrebbe restare aperta, naturalmente distanziati, dovrebbe contemporaneamente consentirsi di accedere nella chiesa a turno in modo tale da tenere le persone a distanza del santo. Soltanto un atto di fede, un atto di preghiera, inginocchiarsi, comunque è soltanto manifestare il proprio sentimento, ma non oltre questo, per evitare appunto che la calca possa ingenerare rischi. Ma tenere il santo chiuso mi fa ricordare che nel 1943 accadde la stessa situazione, ma in condizioni diverse, perché allora non c'era la pandemia, c'era stato lo sbarco degli alleati, c'era l'occupazione degli alleati e si disse che non si poteva fare la processione perché i carabinieri erano stati privati delle armi, erano subentrati gli americani e gli americani li avevano disarmati. Il prefetto non era diciamo, il rappresentante dell'autorità alleata, dell'autorità civile, che era il capitano Poletti, interpellato, raggiunto da Monsignor La Russa, che era l'arciprete di Porto Empedocle, consentì di poter fare la processione e impose al vescovo Peruzzo, che non voleva dare l'autorizzazione, ma il vescovo non dava l'autorizzazione non perché i carabinieri erano disarmati e non c'era diciamo, il servizio d'ordine, non voleva dare l'autorizzazione perché era sgomento di questa festa, perché era rimasto sconcertato dal modo come si svolgeva la festa, la riteneva una festa pagana. Il fatto che il santo non era in chiesa, stava nella compagnia portuale, nella casa del portuale e poi veniva praticamente affidato di fatto ai portuali che poi giravano per il paese in modo disordinato senza osservare neanche le indicazioni della Chiesa, le indicazioni dei preti, e tutto questo Monsignor Peruzzo non lo tollerava, non lo accettava, considerava che era disdicevole quel tipo di manifestazione, che non avesse carattere diciamo, di cristianità, e lo considerava una manifestazione pagana. Poi invece si riuscì a fare uscire il santo, si fece la festa, e peraltro un caso eccezionale che il servizio d'ordine lo fece la polizia militare. La polizia militare era comandata da un sergente di colore, il quale mai aveva avuto la possibilità, mai aveva visto in America un santo cattolico della Chiesa cattolica bianco e nero, li aveva visti tutti bianchi, quindi impazzì quando vide che il santo nero, e infatti se lo ricordano tutti, almeno allora si ricordava tutti, e ne ha dato una bellissima menzione Cambelleri, lo scrittore Cambelleri, che fece un racconto che fu il suo primo racconto, il suo primo avvio nell'attività letteraria, ed è un fatto che tutti ricordano perché quel sergente impazzì dietro diciamo, ai portatori del santo e si mise a correre assieme ai portatori del santo, altro che fare servizio d'ordine, praticamente si mise a correre dietro il santo e si svuotò le tasche dei dollari e li lasciò al santo stesso, a San Calogero, come devozione. Quindi credo che la Chiesa dovrebbe essere riaperta. Perché tenere il santo chiuso?
in chiesa, perché tenere la polizia davanti alla chiesa che sembra come se il santo fosse agli arresti domiciliari? Anche la benedizione del pane. Anche la benedizione del pane si può fare qua, è un atto puramente e semplicemente di fede e di devozione al santo, basta, consentiamolo almeno questo. Tra l'altro la pandemia dovrebbe anche aiutare un po' le persone a uscire fuori da questo stato di preoccupazione, di soggezione, di angoscia che si vede ancora in giro.